Buongiorno Italia! Allora, mi sono sempre arrivati centinaia di messaggi privati sull'Instagram, sul profilo personale, sulla pagina, sul gruppo, eccetera, eccetera, eccetera. Non ne ho mai risposto tramite video. Questa sarebbe una cosa interessante e anche molto pratica da fare, perché così io, tra virgolette, non investo molto tempo con i messaggi e contemporaneamente do anche un senso al vlog, perché insomma, se uno giustamente mi fa delle domande vuol dire che nel vlog o non le ho spiegate bene o non le ho spiegate proprio, insomma non le ho proprio menzionate. Premesso questo, premettiamo un'altra cosa. Io ovviamente non dirò mai i cognomi, probabilmente non dirò neanche i nomi in molti casi, e taglierò tutte quelle parti che possono ricondurre magari alla persona, insomma, per motivi anche di privacy, diciamo, che va tanto di moda questo termine, ma anche insomma di buon senso. In questo momento, siccome i video verranno fuori ancora tipo fra un mese, è chiaro che io rispondo anche via messaggio a questo nostro amico, però contemporaneamente registro anche il video, no? Ecco, quindi vedi, ecco, una novità, questa non l'hai mai vista, no? Uno che risponde ai commenti, cioè proprio mentre risponde gli spiega anche nel video, no? Allora, questo fa: buongiorno Yuri ECP. Innanzitutto gli risponderò da uno stato mentale che oscilla tra l'onirico, ossia lo stato di sonno, no? Perché mi sono appena tirato su al letto, e lo stato di veglia, quindi veglia non ubriaca, cioè veglia sobria, voglio dire, quindi insomma una veglia di quei fatte bene, insomma, ecco. Prima di risponderti vorrei dire una cosa che invidio molto il camper qua in parte, che secondo me è un full timer anche lui, perché lo vedo spessissimo in quest'area di sosta, perché vedi sopra il tetto lui ha un condizionatore della Dometic. Ovviamente funziona solo sotto corrente il condizionatore, cioè scordatelo di usarlo a batterie. Se hai visto tutti i miei video sai già il perché. Allora, perché dilungo sempre? Vabbè, comunque è importante l'invidia che nutro nei confronti di quei signori lì con il climatizzatore. Allora, sto veloce perché devo andare in bagno. Allora, buongiorno Yuri ECP. Seguo il tuo canale da tempo e ti faccio i complimenti, soprattutto per il giusto mix di leggerezza e discorsi più seri. Molto piacevole. Questa è una cosa che, tra virgolette, curo, ossia gli do un'importanza, gli do un peso, ne ho già parlato, a questo mix, a questo equilibrio di stati d'animo che deve esserci nella vita e anche comunque in un canale, perché un canale è una cosa che tu fai, no? È un'azione che tu fai, quindi è parte della vita. Mamma mia che brutto che sono così petena. Però a differenza delle fashion blogger, ragazzi, cioè io per fare il vlog cosa faccio? Metto la macchinetta nel cavalletto, la posiziono bene o male, giusto che io non sia proprio in controluce, ok? E dopo premo rec, basta. Quindi, ecco. Ok, basta divagare, continuiamo. Se non disturbo, vorrei chiederti qualche consiglio riguardo internet e computer in camper. Ecco, sì, Mona, io sto facendo un vlog. Cosa significa? Io sono fermo nello stesso punto, la macchinetta è sempre ferma nello stesso punto, quindi le luci, l'ambientazione è sempre quella. Yuri, mettila in manuale, cazzo, una macchinetta del genere, sputtanarla così. Allora aspetta, aumentiamo un po' il diaframma, così mi chiude le luci e mi mette, cavolo, è il massimo. Vabbè, o si mette il filtro LED in questo caso perché abbiamo la luce del sole che batte dentro, o ci si accontenta perché questo è un canale un po' così. Quindi continuiamo. Io e la mia compagna siamo alla ricerca di un mezzo budget basso, tipo 5.500. 1.000 euro più del mio, insomma non è proprio basso. I bassi che secondo me ti rendono impossibile proprio l'acquisto di un camper per una vita in camper sono quei prezzi che vanno dalle 4.000, 3.000, 2.000. Lì o sei proprio un maghetto del fai da te, della meccanica, se no è veramente un farsi male, cioè proprio soldi buttati, ecco, perché è vero che più spendi meno spendi, però anche lì c'è sempre l'equilibrio, è la giusta via di mezzo, ecco. Direi che andare sotto i 5.000 è comunque rischiosissimo, a meno che non ti accontenti un casino, non ti sai adattare in maniera proprio veramente wild. Però ripeto, un conto è farsi, non so, il giro dell'Europa 6 mesi e un conto è viverci poi anni, insomma, ecco ragazzi, cioè,
te ne pentirai in futuro, ecco, all'inizio mandi giù tutto perché è tutto bello, è tutto figo, in futuro te ne penti. Io di questo, hai visto, non mi pento di niente tranne che della doccia e del gavone bici. Comunque, mamma mia, quanto divaghi. Non mi sopporto più, cazzo, non mi sopporto più. Cioè, per rispondere a un messaggio è già ora che con te, porca miseria, è già quasi ora di chiudere il video. Va bene, andiamo avanti. Budget basso tipo 5.500 in cui vivere e viaggiare in Europa. Ecco. Purtroppo abbiamo una situazione difficile, non posso permettermi di fare prove prima del grande salto. Questo mi spaventa un pochino, quindi per cui non prendere paura se io ora ti dirò la verità. Unica entrata mensile deriverà dal mio lavoro web developer, online marketing, eccetera, e quindi per poter utilizzare un laptop, che sarebbe il computer portatile, con internet almeno 4G è la mia priorità. Quello che ho io. Cioè, il Surface è un ibrido tra un tablet e un portatile, però comunque sostanzialmente è un portatile. So che hai un lavoro fisso, ma vedo anche... Aspetta, pausa perché mi stanno guardando. Ma che t'ho detto, a me va benissimo pubblicare le mie esperienze su YouTube, ma se dopo mi controllano da qua fuori mentre io espongo le mie idee, cioè in quel momento proprio di creatività dove io devo avere un po' di calma, lì no, un po' mi impapero, insomma. Comunque continuiamo. So che hai un lavoro fisso, ma vedo anche che sei bravo con grafica e che usi il portatile quotidianamente in camper. Ho pensato tu possa aiutarmi. Direi decisamente sì, perché io ora tu ancora non lo sai perché presto i video arrivano in differita, ma il lavoro fisso non ce l'ho più. Io sto facendo il lavoro proprio che fai tu, con magari qualche opzione in più. Posso tenere corsi, fotografia, fare video pubblicitari, eccetera, però sostanzialmente è quello. Il mio dilemma è se sarò costretto a stare in campeggi o aree di sosta a pagamento per avere la certezza di poter lavorare al PC tipo 6 ore al giorno. Questo mi imporrebbe una spesa simile ad una casa, che proprio non vorrei. Bravo ragazzi, hai capito tutto. Premettendo che io in campeggio ci sono stato solo una volta in Francia per motivi di sicurezza, perché mi avevano inculcato la paura che nell'area dove ero io c'erano furti a destra e a manca, io volevo passarmi tutte le giornate al mare, quindi il camper l'ho lasciato in campeggio. Non mi serviva elettricità, tanto che in campeggio non l'ho ordinata, e l'acqua insomma te la trovi in giro. Comunque vabbè, lì sono stato in un campeggio. Ora che tu mi scrivi è febbraio, ora che io ti rispondo sono in un'area di sosta gratuita, però non sono mai andato in altre aree di sosta o campeggi a pagamento. Io in questi giorni ho dovuto fare dei grandi, diciamo, lavoretti, nel senso che impiegavano molto tempo, ok? E quindi avevo bisogno di molta energia. Contemporaneamente, come ho già premesso, siamo a febbraio, ci sono state 4 giornate di pioggia e nuvolo, quindi i pannelli non caricavano, ma nessun pannello può caricare, perché come dico sempre, se la luce non c'è, c'è poco da fare. E quindi probabilmente neanche un'oretta potevi farti al computer. Io qui il computer ce l'ho acceso H24, ripeto, sono in un'area di sosta gratuita. Quindi per quanto riguarda i costi e le possibilità di usare il computer, se non sono stato chiaro, lo ripeto, in inverno puoi avere serie difficoltà, a meno che già non ti trovi tutte le aree di sosta gratuite in giro, basta che abbiano la colonnina della corrente, il resto che te frega. E il costo è zero. Per di più, no, il costo si va ancora molto a ridurre. Questo prima di registrare questo video l'ho già detto anche ieri, perché io mi sono procurato una stufetta elettrica molto sicura, a ceramica, con tutti i controlli antisurriscaldamento, anticaduta, eccetera, perché se deve stare accesa tante ore capirai che è un rischio, insomma, dentro un camper con le pareti di legno, cioè non voglio assolutamente rischiare. Pagata comunque 30 euro, cioè una cagata, capisci? Quindi io in questo momento posso lavorare, riassunto, posso lavorare tutte le ore che voglio col computer, zero problemi di corrente. Ho anche approfittato, ovviamente essendo sotto corrente mi si ricaricano le batterie del camper, approfitto, ricarico macchine fotografiche, tutte le luci ricaricabili, eccetera eccetera eccetera. E ho messo anche il frigo a corrente. Cosa significa? I miei costi qui sono letteralmente a zero, perché l'acqua è sempre stata a zero, ok?
però il frigo va a gas, nonostante io abbia il bombolone del GPL, che secondo me per un full timer è una scelta indispensabile, o perlomeno per un full timer che non vuole spendere chissà quanti soldi, mi risparmio anche quello. Cioè io ora ho il frigo che sta andando e mi consuma zero, ho il riscaldamento che sta andando, mi consuma zero, e posso usare tutto quello che voglio. Certo, è una cosa, nonostante io sia adesso in un posto molto bello, è una cosa da evitare per non rovinarti un po' questa magnifica opportunità che hai di viverti questo gioco di essere full timer, la vita in camper, perché se tu ti abitui troppo a queste aree di sosta, dopo rischi di diventare stanziale. Praticamente fai la stessa identica vita di prima, solo in una casetta. Certo non hai costi, per carità, ma allora lì nel piatto della bilancia ci sono sempre due elementi, cioè il bello, il divertirsi e i costi. Rimetto in pausa perché adesso arriva di nuovo gente. Quindi se siamo nel periodo estivo o primaverile o anche autunnale, dove c'è molta luce, molte ore di luce, non importa che sia caldo, per i pannelli importa la luce, no? Allora lì ti garantisco che con un buon impianto di pannelli solari, che comunque ti va dalle 1000 alle 1500 euro in su, e minimo 2 batterie da 100 a scarica lenta se vuoi fare questo lavoro. Io ne vorrei 4 sinceramente, solo che mi aumentano di peso. Come costi io li ho sempre presi in offerta sui 150-140 euro l'una, anche a gel, e costo normale invece no, stai sulle 300 anche, insomma, ecco, quindi regolati tu, comprale quando sono in offerta. Io le ho sempre prese da Camping Shop Magenta, Camping Sport Magenta, ovviamente solo quando ci sono le offerte. Mi dici che dovevi girare l'Europa, cioè, se mi vai tipo in Spagna, in quei paesi lì, allora non preoccuparti di queste aree di sosta, capisci? Cioè, io parlo dell'Italia nel periodo invernale e soprattutto ti sto parlando dal Veneto, che non sarà la peggior regione per quanto riguarda la luce d'Italia, però insomma è una delle peggiori, passami il termine, insomma qua oggi c'è un bellissimo sole, ci sarà anche domani, ma tutti i giorni prima si è andati avanti veramente che non potevi viverci in camper, ok, ma non usare il computer, ecco. Magari puoi darmi consigli utili sull'argomento, quali sono le difficoltà maggiori in questo senso, grazie mille, scusa il disturbo, vai. Sì, te le ho appena dette e sto pensando se mi viene in mente altro. No, allora come dico sempre, il problema che puoi avere essendo un full timer è l'autonomia dell'energia, che l'ho spiegata. Sai che purtroppo ci vuole un investimento, tieni conto tra batterie, pannelli, manodopera, mettitela via che 2000 euro ci stanno tranquillamente, dai 2000 euro in su. C'è gente che ti dirà che fa con molto meno. Io ieri ho fatto vedere a un amico un tuo Lezio, quello del furgonato, no? Sai, quello del post che è venuto qui a trovarmi. Gli ho fatto vedere 2 miei power bank. Tu dici cosa c'entrano con i pannelli? No, il ragionamento è lo stesso, ascoltami qua. Allora, io ho un power bank da 20.000 ampere, la capacità, e un power bank da 30.000, ok? Non è che va male quello da 20.000, per carità. Quello da 20.000 è anche molto leggero, quello da 30.000 pesa tipo 7-8 volte di più. Quello da 20.000, faccio un esempio, questo la straccio proprio a titolo di esempio, quello da 20.000 mi ricarica 2 volte un tablet, quello da 30.000 mi ricarica 15 volte quel tablet. E dici, cazzo, scusa, cioè, non c'è logica, se uno è 20.000 e uno è 30.000, 30.000 non è neanche il doppio di 20.000. Eppure è tutto un altro mondo. Ti posso garantire che anche con i pannelli funziona allo stesso medesimo modo. Un conto è quello che è dichiarato, ma questo vale su tutto, anche su altri valori, su altre cose informatiche o i consumi delle auto, cioè sono strategie pubblicitarie, sono inganni, capisci? Tu devi guardare la realtà delle cose, e qui vale sempre la regola di mia nonna: più spendi e meno spendi, con l'equilibrio del zingano che più spendi sì, ma fino a un certo punto, se no paghi la marca e paghi altre cose che non c'entrano nulla. Per farti un esempio, io ho anche un pannellino portatile, sai, quelli fini, no? Quelli un po' flessibili, eccetera, capacità di
di rifornimento, diciamo, dichiarati 4 ampere. Sono tantissimi 4 ampere, porca miseria. Ti posso garantire che in una giornata intera di sole dalla mattina fino alla sera non ti ricarica il power bank da 20.000. Power bank da 20.000 in poche ore lo ricarichi attaccandolo al camper, cioè, quindi capisci che anche là stessa cosa i pannelli, cioè ci sono pannelli da 100 watt che possono costare 10 volte meno del mio, però il rendimento ti assicuro che poi è proporzionato. Altrimenti io, che fortuna vuole la mamma non mi ha fatto stupido, avrei preso i pannelli e i regolatori di carica, le batterie e tutto quanto che costavano 10 volte di meno. Perché devo pagare 1000 una cosa che posso pagare 100? Perché poi c'è il risultato. Quindi sì, ricapitolando, in questa situazione problemi per vivere direi assolutamente di no, anche perché comunque poi a volte o per fare la spesa o per caricare l'acqua o perché vuoi cambiare posto eccetera, comunque muovi il camper. Il camper, il motore del camper, il furgone del camper ha un alternatore come tutti, però è maggiorato, cioè carica ancora di più quello del camper rispetto a quello di un'automobile, quindi correndo ti ricarichi anche le batterie, capito? C'è gente che, questo magari non lo ammettono ma io lo so, che corre molto per recuperare questa energia. Certo, e allora vedi la convenienza, cioè a questo punto comprati un alternatore, però sei sempre punto a capo. Quindi il giusto equilibrio, il consiglio che ti dà il Zingano: spendere quei soldini, perché altrimenti mettitela via che tutto ciò non è fattibile per un impianto fotovoltaico serio. E dopodiché nei periodi proprio critici magari accumuli un po' il tuo lavoro, nel senso che raggruppi tutti quei lavori che devi fare al computer che richiedono tanto tempo e ti attacchi a un'area di sosta gratuita. Comprati anche l'adattatore o fatelo come ce l'ho io, che ti porta dalla presa industriale delle colonnine alla presa domestica. Non si sa mai che ogni tanto in giro trovi le possibilità di attaccarti alla rete elettrica normale, o qualcuno che fai amicizia, o magari tante opportunità. Non pesa niente e costa pochissimo, quindi fidati. Bene, spero di aver risposto correttamente a tutto. Io queste risposte, no, ai commenti io volevo metterle tipo dopo la sigla di chiusura, ma siccome vedi Zingano questa abitudine a divagare, no, alla fine, cioè, cosa viene fuori? Fai il video di 8-10 minuti, chiudi e dopo un quarto d'ora di risposte ai commenti? No, e allora le risposte ai commenti saranno parte integranti del dietro alle quinte.